Il 4 e 5 ottobre prossimo si svolgeranno in Sicilia le elezioni amministrative. Saranno chiamati al voto 61 comuni, di cui 16 con il sistema proporzionale e 45 con quello maggioritario. La popolazione interessata complessivamente è di circa 738.406 cittadini. Si voterà domenica dalle 7 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 14. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 18 e lunedì 19 ottobre. In entrambi i casi lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'elettore dovrà recarsi necessariamente al seggio elettorale munito di apposita mascherina protetta. In provincia di Agrigento si voterà ad Agrigento col sistema proporzionale ed eleggerà 44 consiglieri. A Camastra il sistema sarà maggioritario, 10 consiglieri eletti, Cammarata maggioritario 12 consiglieri, Casteltermini maggioritario 12 consiglieri, Raffadali sistema maggioritario ne esprimerà 16, Realmonte sistema maggioritario 12, a Ribera col proporzionale ne verranno eletti 16, a Siculiana col maggioritario 12. Ma vediamo ora quali sono i candidati che concorreranno alla competizione elettorale per sindaco. Ad Agrigento, Lillo Firetto, Marco Zambuto, Daniela Catalano, Cichè, Angela Galvano, Marcella Carlisi. A Cammarata sono Giuliano Traina e Giuseppe Mangiapane. A Camastra, Dario Gaglio e Angelo Cascià. A Casteltermini, Filippo Pillitteri, Gioacchino Nicastro, Arturo Ripepe. Raffadali, Silvio Cuffaro, Mimmo Tuttolomondo, Elina Rampello, Francesco Milisenda. A Realmonte si sfideranno Sabrina Lattuca, Salvatore Putrone e Antonino Giarrizzo, mentre a Ribera Alfredo Mulè, Francesco Montalbano, Franco Auteri, Matteo Ruvolo, Vincenzo Rossello. A Siculiana sono Peppe Zambito, Vita Maria Mazza, Santino Lucia. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti verrà eletto al primo turno il candidato sindaco che otterrà il maggior numero di voti validi. Nei comuni invece con popolazione superiore a 15.000 abitanti verrà eletto sindaco il candidato che otterrà almeno il 40% dei voti validi al primo turno. In caso contrario si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti. L'elettore può scegliere di votare per una lista, attribuendo così automaticamente la preferenza anche al candidato sindaco collegato, cosiddetto effetto trascinamento, oppure può votare solo per il candidato sindaco. Si può inoltre effettuare il voto disgiunto, votando cioè un candidato sindaco per una lista ad esso non collegata. Infine, per il Consiglio Comunale, l'elettore potrà esprimere la propria preferenza scrivendo cognome, nome e cognome in caso di omonimia del candidato prescelto di fianco al simbolo della lista. Qualora esprima due preferenze, dovranno essere una di genere maschile, l'altra di genere femminile, pena la nullità della seconda.